I clienti di Carige sono garantiti messaggi di fiducia e tranquillità nelle filiali il giorno dopo il decreto con cui il Consiglio dei Ministri concede aiuti di Stato all'Istituto Ligure. Risarcimenti per il caso Diamanti, primo incontro interlocutorio tra il Banco Popolare di Milano e la di Consum. L'associazione della CISL sta portando avanti la trattativa per 250 consumatori coinvolti. Mareggiata, la Protezione Civile Nazionale ha stanziato 6,5 milioni di euro per la Liguria. Ne beneficeranno 57 comuni, anche grazie a fondi regionali. Previsti ulteriori 8 milioni di euro per le difese a mare. La passeggiata di San Michele di Pagana non sarà pronta per l'estate, a dirlo il sindaco, che rassicura invece sul ripristino della strada, della piazzetta e sul ripascimento della spiaggia. Il Natale non è lontano perché è nei nostri cuori. Con questo spirito i fedeli ucraini hanno celebrato la nascita di Gesù. Lontani da casa hanno rivissuto a Chiavari le tradizioni della festa. Le natività rappresentate in diocesi, la fantasia dei presepisti che hanno ambientato il presepe nei luoghi della vita quotidiana e in ambiti parrocchiali. Questa sera speciale su Telepace. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Il giorno dopo il decreto Carige, con cui il governo ha varato misure urgenti a supporto dell'Istituto Ligure commissariato dalla BCE, sul territorio si respira aria di grande tranquillità, mentre nelle filiali locali la vita si è svolta come in una qualunque altra giornata. Da parte dei responsabili di area il messaggio è quello contenuto nella misura principale voluta dal governo, la garanzia dello Stato sui nuovi bond di fatto garantisce i clienti dell'istituto di credito. Sentiamo. Al termine di una giornata convulsa, ieri sera è arrivata la notizia di un piano di aiuti statali per Carige. Il messaggio oggi per i vostri clienti, piccoli risparmiatori, che poi costituiscono la stragrande maggioranza della clientela, qual è? Di grande tranquillità, di grande serenità. In verità la banca anche in precedenza non aveva particolari problemi sulla patrimonializzazione. Noi in questo momento, con le notizie che sono arrivate ieri, con la garanzia dello Stato sull'emissione di debito a medio-lungo termine, abbiamo la possibilità di continuare il lavoro che stanno facendo i nostri commissari, che sono il Presidente Modiano, il precedente Presidente Modiano, il precedente amministratore delegato Fabio Innocenzi e il Professor Lenner, che è un avvocato professore alla LUISS di Roma, per la conclusione del piano strategico che ci sarà entro la fine di febbraio, e soprattutto lavorare con grande tranquillità, serenità, lavorando sui crediti deteriorati, quindi sull'attività di de-risking, lavorando sulla revisione delle condizioni del prestito subordinato che è stato emesso e sottoscritto sostanzialmente dal sistema nelle scorse settimane, e predisponendo, quindi lavorando su tutte le opzioni per il rilancio in particolare della banca. Questo ci tengo soprattutto a dare questo segnale, che è quello del rilancio, di una grande normalità, della nostra presenza, del lavoro di tutti i giorni, della banca di tutti i giorni che c'è con le nostre filiali, con le persone che vengono da noi, alle quali noi ci accostiamo per dare soluzioni, risolvere problemi, finanziare i loro progetti e gestire il risparmio, ovviamente, che è in questo momento ovviamente la cosa più importante. C'è il grande tema sullo sfondo dell'eventuale ricapitalizzazione, ipotesi che viene vista come futuribile da parte dello Stato, c'è l'eventualità di una ricapitalizzazione da parte dei soci. Voi questo passaggio come lo vivete? Ma come ha detto lei, mi permetterei solo di dire addirittura anziché futuribile, del tutto ipotetico. Ecco, noi lo viviamo come il fatto di avere una grandissima rete di protezione, ma non ci pensiamo. Ecco, noi lavoriamo come ho detto prima, quotidianamente con i nostri clienti, oggi ancora di più sapendo che questa grande tranquillità ha anche questa rete. E si è insediato questa mattina nella sede del Banco di Chiavari il tavolo di conciliazione tra il Banco Popolare di Milano e la di Consum. L'associazione dei consumatori della CISL, su mandato di 250 persone, sta portando avanti la trattativa per ottenere risarcimenti da parte dell'istituto di credito relativi alla vicenda dei diamanti venduti ai propri clienti ad un prezzo ben superiore a quello reale di mercato. Sentiamo com'è andata.
Era importante questo primo incontro dove chiaramente si è analizzata un po' tutta la situazione generale, perché è molto variegata, le posizioni sono personali, quindi differenziano, diciamo, da caso a caso, e quindi abbiamo cominciato a buttare giù delle idee. Un incontro interlocutorio, ma un primo passo per trovare una soluzione nell'intricata vicenda dei diamanti venduti a molti risparmiatori ad un prezzo decisamente superiore rispetto al reale valore di mercato. Questa mattina a Chiavari, nella sede del Banco di Chiavari, si è insediato il tavolo di confronto. Le parti, la Banca Popolare di Milano da una parte e la di Consum, l'associazione consumatori della CISL dall'altra, si rivedranno tra 15 giorni per capire quanto delle richieste di risarcimento avanzate saranno accolte o meno. Ci arriverà a breve, nel giro di 15 giorni, una proposta ufficiale da parte del Banco Popolare che lo dovrà vagliare con la direzione generale della banca stessa di Milano, e dopodiché caso per caso incominceremo ad analizzare le possibilità di addivenire a un ristorno bonus pace nei confronti dei nostri associati. Ad oggi più di 250 le persone, ma ci sono ancora casi, in questo caso i vostri uffici sono ancora aperti? Noi siamo sempre aperti, per quanto riguarda il Tigullio abbiamo l'ufficio e lo sportello aperto a Chiavari tutti i lunedì e tutti i giovedì, a Rapallo lo abbiamo tutti i martedì e tutti i venerdì. L'ultima parola spetterà comunque alle persone coinvolte nella vicenda, sarà a discrezione loro se accettare il risultato della trattativa oppure rifiutare e dare avvio ad un contenzioso legale. Da parte sua la di Consum si dice fiduciosa nella soluzione positiva dell'avvertenza. Devo dire che le basi sono importanti, noi veniamo da una grande esperienza di Consum, di situazioni che cerchiamo di risolvere in via conciliativa, onde evitare le faraginose e spigolose vie, diciamo, legali. Quindi insomma l'associazione è conosciuta per questo e i risultati del passato sono sempre stati ottimi e positivi. Torniamo a parlare della mareggiata di fine ottobre. È stato approvato l'elenco degli interventi sostenuti dai comuni anche grazie allo stanziamento di fondi da parte della Protezione Civile Nazionale. Previsti anche 8 milioni di euro per le difese a mare della Liguria. Sentiamo. 7 milioni e mezzo di euro, di cui 6,5 stanziati dalla Protezione Civile Nazionale, il rimanente dalla Regione Liguria. La cifra servirà a far fronte ai danni provocati dall'eccezionale mareggiata di fine ottobre ed è stata divisa in due parti. La prima sarà usata per coprire le spese sostenute dai comuni per interventi di assistenza, soccorso e tutela delle persone. Sono compresi il noleggio di idrovore, pompe, gruppi elettrogeni, l'acquisto del carburante per i mezzi coinvolti, i servizi straordinari di assistenza sanitaria, l'acquisto di materiali di protezione o beni diretti al soccorso della popolazione e infine l'alloggio delle persone sfollate in alberghi o strutture pubblico-private. Così andranno 480.000 euro al Comune di Portofino, 208.000 a Rapallo, 172.000 a Santa Margherita Ligure, quasi 64.000 euro a Sesti Levante e 24.000 a Lavagna. 6.697 euro andranno al Comune di Borzonasca, poco più di 6.000 a Ne e Coreglia Ligure, 4.880 a Lavagna, 1.300 a Mezzanego. La seconda parte dello stanziamento sarà invece utilizzato per coprire le spese di ripristino della viabilità. In questo caso circa 25.000 euro saranno stanziati per la ricostruzione di un muro crollato sulla provinciale 72 di Alpepiana nel comune di Rezzoaglio, poco più di 125.000 euro per sistemare la frana in località statale Case Sparse a Ne. In entrambi i casi i lavori sono stimati in 6 mesi. Finanziamenti arriveranno poi alla città metropolitana per interventi sulla viabilità, ad esempio per il tratto Portofino-Santa Margherita Ligure. Infine, a questi lavori si aggiungono altri 8 milioni di euro stanziati nella legge di stabilità per le difese a mare della Regione. Le risorse saranno gestite dal commissario delegato per l'emergenza Giovanni Toti e destinati ai territori più colpiti, tra gli altri Imperia, Santa Margherita Ligure, Sesti Levante, Monterosso, Moneglia e Lavagna. L'elenco preciso dei lavori previsti è in corso di definizione. E sul porto di Santa Margherita Ligure la minoranza ha presentato una mozione con la quale chiede alla Giunta di valutare la possibilità di costituire un consorzio pubblico-privato per la riqualificazione dello scalo. I consiglieri di Insieme per Santa nel Cuore, Progetto per Santa e La Voce della città si riferiscono alla determina del 28 dicembre relativa al procedimento di archiviazione del progetto della Santa Benessere. Sul tema chiedono al Consiglio Comunale di dettagliare la questione nel modo più ampio possibile.
E commercianti e ristoratori di Rapallo sperano di salvare la prossima stagione turistica. Secondo Ascom, nell'ultimo fine settimana 2 attività sono ripartite, ma sono numerose quelle ancora chiuse a causa della mareggiata. San Michele di Pagana in particolare chiede garanzie per la risoluzione dei problemi più gravi. Sentiamo. La passeggiata di San Michele di Pagana non sarà pronta per l'estate. A dirlo in diretta TV il sindaco Carlo Bagnasco. Ci sono 2.650.000 euro di danni, ha spiegato, e l'iter burocratico è lungo, con alcuni aspetti ambientali da rispettare. Ascom chiedeva un intervento urgente, almeno per quanto riguarda la piazzetta e la sistemazione della viabilità, ma in questo senso sono arrivate rassicurazioni. Sono iniziati infatti i lavori alla strada all'altezza della spiaggia degli Archi, ha dettagliato il primo cittadino, ed è stato rimesso il semaforo per il passaggio a senso unico alternato. Al via anche i lavori per il ripristino di molo e piazzetta. Rimarrebbe indietro il collegamento pedonale dunque, ma il borgo ha già buoni elementi per sperare di ripartire in vista della nuova stagione. Ad oggi, in tutto il territorio seguito da Ascom, ci sono ancora alcune attività che non sono riuscite a riaprire dopo la mareggiata di fine ottobre. L'ultimo weekend hanno aperto altre 2 attività, ne rimangono 10 ancora chiuse, tra Rapallo, San Michele e Zoagli. Come riescono ad affrontare questa situazione? Sono preoccupati, però stiamo cercando di dargli una mano, di seguirli. Fra pochi giorni usciranno i dati del raccordo danni, quindi delle richieste, e quindi è un altro passo in avanti. C'è anche Zoagli che ha subito un danno notevole alla passeggiata mare di Levante e di Ponente. In questo caso questa situazione chi va a colpire? Quella di Ponente va a colpire 2 attività che sono proprio sulla passeggiata, quindi non sono più raggiungibili. Abbiamo parlato col sindaco Rocca, ha detto che i primi soldi che arriveranno saranno impiegati per il ripristino di questa parte della passeggiata, che non è facile ma è fondamentale. Un'informazione di servizio, la funivia Rapallo Montallegro come di consueto resterà chiusa da oggi fino al 1° di febbraio, la riapertura è prevista per sabato 2 di febbraio. A Genova invece proseguono i lavori nel cantiere di demolizione del viadotto Polcevera. In via Porro è in corso l'assemblaggio a terra delle torri necessarie alla messa in sicurezza della pila 10, mentre a Ponente prosegue la separazione dei materiali di risulta degli edifici demoliti. Sia a Levante che a Ponente sono in corso le indagini geotecniche necessarie al riposizionamento delle grosse autogru che dovranno smontare gli impalcati del ponte e sono già presenti i carrelli radiocomandati necessari al collaudo del viadotto previsto per i prossimi giorni. È stata data la possibilità ai proprietari dei capannoni sgomberati di liberarli completamente entro metà gennaio, dopo la quale, dopo questa data, i capannoni saranno demoliti. Voltiamo pagina, è convocato per domani sera al Centro Sociale San Giovanni di Chiavari il Consiglio Pastorale per l'ambito Chiavari-Leivi alle 20, la cena in condivisione, e alle 21 la riunione. E giovedì invece il Vescovo Alberto Tanasini celebrerà la Santa Messa al Luna Park di Chiavari. Si tratta di un momento atteso e preparato dalle famiglie dei giostrai che nel corso degli anni hanno instaurato un legame forte con la diocesi. L'Eucaristia sarà alle 10:30. E la comunità cattolica ucraina di rito bizantino ha festeggiato il Natale. I fedeli si sono ritrovati per la messa presieduta a Chiavari da padre Vitali Tarasenko. Presente il responsabile dell'ufficio per la pastorale dei migranti, Don Beppe Culoma, quale segno di vicinanza della diocesi al popolo ucraino. Vediamo il servizio. Il Natale non può essere lontano perché è dentro il nostro cuore. È la testimonianza dei fedeli ucraini che si sono riuniti nell'ex chiesa delle Clarisse di Chiavari per celebrare insieme la nascita di Gesù. Una festa importante che richiama le tradizioni del paese di origine, le famiglie che si riuniscono alla vigilia, il fieno sistemato sotto la tovaglia, imbandita con 12 piatti di magro e la messa della notte. Ora, per la comunità di rito bizantino, la festa potrebbe non avere il sapore di casa, soprattutto per chi è lontano dall'Ucraina ormai da anni. Vera, però, testimonia che questo giorno di festa ha significato perché è dentro il suo cuore. Oggi, ad esempio, sono stata al lavoro e sembra che festa è al lavoro quando lavori, ma poi ho capito che la festa c'è nel mio cuore perché Gesù si è nato e si nasce sempre. E non è un ricordo di cosa che è successo 2000 anni fa, più di 2000 anni fa, ma è proprio un ricordo di quello della rinascita di Gesù. E perciò non posso dire che Natale è lontano, e poi qui nella nostra comunità facciamo tutto per farsi sentire qui come in Ucraina.
La comunità ucraina ha preparato il Natale con riflessioni, preghiere e un pellegrinaggio a Venezia seguendo il Vangelo di Marco. La preparazione ha messo al centro un quesito: come Gesù può essere incarnato nella vita quotidiana. Che Dio sia sempre nei nostri cuori e quel Dio che è nei nostri cuori può ispirarci nei nostri pensieri, sentimenti, nei nostri atti quotidiani, così possiamo amare di più, perché dove c'è Dio c'è l'amore e dove c'è l'amore c'è la presenza di Dio. Così possiamo vivere questo momento di grande gioia, riempiti nel nostro cuore con la presenza di Dio. E mentre le navi delle ONG Sea-Watch e Sea-Eye da 18 giorni sono in emergenza al largo di Malta, la questione dei migranti è al centro del dibattito a Bruxelles. Ancora di questi minuti non è stata trovata una soluzione. Il governo italiano conferma nessuno sbarco. Sul decreto sicurezza però sono 6 le regioni pronte a presentare un ricorso alla Corte Costituzionale. Sul tema si è svolto sabato a Sestri Levante un convegno. Sentiamo. Rapporto tra la realtà dei fatti e la percezione dei fatti in ambito, immigratorio. Abbiamo spesso sentito parlare di invasione in questi anni e in realtà i fatti ci dicono che nell'ultimo anno sono arrivati l'80% di migranti in meno rispetto all'anno precedente e che in generale negli ultimi anni il flusso immigratorio verso l'Italia è in calo. Sono arrivati nel 2018 un quinto, in tutta Europa un quinto dei migranti che sono arrivati nel 2015. Siamo ben lontani quindi da un fenomeno emergenziale e tuttavia la politica in un certo senso ha scelto di usare il fenomeno migratorio come terreno di scontro. Questo significa che di immigrazione parlano soprattutto i politici e parlano meno invece gli esperti, quelli che si occupano a livello professionale della questione e quindi le persone hanno l'idea o una percezione appunto del fenomeno che è abbastanza lontana da quella reale, da quella concreta. Come un cittadino può informarsi adeguatamente per capire appunto come stanno davvero le cose? Cosa si deve fare? Esistono molte fonti autorevoli che andrebbero seguite. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è uno di questi, interpellare il più possibile gli esperti, seguire alcuni giornalisti che si occupano di questi temi, ma soprattutto direi appunto interpellare gli esperti, seguire alcuni siti di informazione che danno le cifre e danno la cifra del fenomeno migratorio, che sicuramente è un fenomeno complesso che comporta moltissime sfide, ma è tutt'altro che il fenomeno di emergenza ingestibile che invece ci viene raccontato spesso dai politici. La storia del campo di concentramento di Coreglia Ligure è raccontata nello spettacolo Storie di crimini ed amore in tempo di guerra, scritto e interpretato da Massimo Minella, accompagnato da Franco Piccolo alla fisarmonica e prodotto da Teatro Pubblico Ligure. Notizia questa che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Lo spettacolo andrà in scena domani alle 17 all'Auditorium dell'Acquario di Genova. Il nome era Campo 52. Fino all'8 settembre del 1943 era la destinazione dei prigionieri della guerra d'Africa, soldati del Commonwealth catturati in Libia dalle forze italo-tedesche. Dopo la firma dell'armistizio è diventato un campo per internati civili, dissidenti politici, oppositori del regime, ma anche ebrei rinchiusi qui prima della deportazione ad Auschwitz. Attraverso l'amore fra due giovani si snoda questa storia che rivive attraverso le parole e le musiche dell'epoca. Speciale presepi questa sera su Telepace 1 al canale 15. Vi mostreremo le natività allestite nelle comunità parrocchiali di San Pietro di Sturla, San Lorenzo di Cogorno, San Bartolomeo di Levi, Paggi e poi Santo Stefano del Ponte, San Pietro in Vincoli, Santa Sabina di Trigoso, Santa Maria di Nazareth e il convento dei frati Cappuccini di Sestri Levante. L'appuntamento è per questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Ne vediamo adesso una breve anticipazione. Quest'anno si apre per noi il 400° anno della costituzione di questa parrocchia. Il 12 novembre 1619 l'arcivescovo di Genova costituiva questa parrocchia autonoma. Abbiamo appunto voluto celebrare questo 400° anniversario
costruendo la chiesa nella chiesa. È stato rappresentato praticamente il paesaggio di Levi con i vari lavori che si svolgono ancora adesso, l'oliveto, il noccioleto, l'omino che abbacchia le olive, l'orticello coltivato e poi ci sono le case più o meno come erano fatte una volta a Levi. L'associazione quest'anno ha dato l'invito alle primarie, alla materna e anche al centro riabilitativo Villa Gritta. Abbiamo dato questa occasione, questa opportunità di fare ognuno un presepe. Infatti è intitolato Il presepe sognato dai bambini. Abbiamo cercato di fare un presepe che rappresentasse sia la chiesa di San Pietro in Vincoli, dove la confraternita dei disciplinati di Santa Caterina ha sede, che il paese. Quindi troviamo in alto a sinistra la chiesa di San Pietro in Vincoli, scendono nel Caruggi i confratelli in cappa e tabarro con le lanterne e dall'altra parte invece gli orti coltivati per i quali scorre invece un ruscello. Nel mese di gennaio la raccolta di sangue, plasma e piastrine si terrà nella sede dell'Avis di Santa Margherita Ligure in 4 diverse mattinate. I giorni sono sabato 12, lunedì 14, sabato 19 e domenica 27. Le donazioni si possono effettuare sempre dalle 8 alle 12. Le donazioni di plasma e piastrine vengono eseguite previo appuntamento. Nella sede dell'Avis San Margheritese è possibile sottoporsi a tipizzazione per un'eventuale donazione di midollo osseo. Per informazioni e appuntamenti il numero da chiamare lo 0185 28 79 49. Lo trovate nella nostra pagina sull'articolo pubblicato sul nostro sito internet. Nuovo logo per l'osservatorio meteorologico Raffaelli di Casarza Ligure. A realizzarlo in occasione del centenario della morte del fondatore Don Giancarlo Raffaelli gli studenti della quarta D dell'indirizzo grafico dell'Istituto Caboto di Chiavari, che hanno realizzato anche nuovi depliante e locandine in grado di offrire una maggiore facilità di lettura alle stesse. 2 studentesse inoltre hanno svolto un periodo di stage nella sede dell'associazione e come segno di gratitudine i responsabili dell'osservatorio hanno consegnato alla scuola un cavalletto per macchina fotografica, una videocamera e un hard disk. Sempre in tema di scuola, ultimo Open Day per l'Istituto Natta De Ambrosis di Sestri Levante. Sabato prossimo dalle 15 alle 18 gli studenti delle terze medie del territorio interessati a conoscere l'offerta formativa della scuola potranno visitare i laboratori e parlare con i docenti. Tra gli indirizzi attivi il Liceo Scientifico Scienze Applicate, l'Istituto Tecnico Economico e l'Istituto Tecnico Tecnologico. E adesso nella nostra scheda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 9 gennaio. Dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 16.30 Open Day al Centro di Formazione Professionale Spinelli di via Adamoli 3, gestito dal Villaggio del Ragazzo a Genova. Sarà presentato il corso di operatore meccanico. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Scuola aperta anche all'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria a Chiavari. Dalle 15 alle 17 i ragazzi e le loro famiglie potranno conoscere i vari indirizzi: economico, linguistico, tecnologico e i corsi serali. Riprendono i corsi di cultura di Chiavari. Nella sala Livellara di Via del Pino, Daniele Lazzarin terrà una lezione di storia del cinema dal titolo Thriller e Spy Story, Terence Young e la sala di Bond, agente 007. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16, nei locali di Villa Quairolo, Marco Scudeletti affronterà il tema l'anemia nel paziente anziano polipatologico.
E infine ricordiamo che fino al 26 gennaio a Villa Tigullio a Rapallo è aperta la mostra I segni della guerra, Rapallo nel primo conflitto mondiale. L'orario delle visite dalle 14 alle 18. In chiusura una notizia di sport: Matteo Mancosu e Ivan De Santis sono ufficialmente due giocatori della Virtus Entella. Mancosu è un attaccante classe 1984 che è stato capocannoniere in Serie C e in Serie B con la maglia del Trapani. De Santis è invece un difensore classe 1997 che arriva dall'Ascoli a titolo temporaneo con possibilità di riscatto. E con questa notizia di sport si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello e poi 12:45 la prima edizione di Tigullio Oggi. La nostra informazione continua sul nostro sito internet teleradiopace.com e sul canale 187. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.